Ogni 5 anni Caorle sulla costa veneziana si consacra alla Madonna dell'Angelo, patrona della città, e si affida alla sua protezione. Una grande festa che ha origine davvero nella notte dei tempi, che è ancora davvero molto sentita da tutta la comunità locale. La celebrazione ricorda il miracoloso ritrovamento tra le acque dell'effigie di una Madonna posata su una colonnina di marmo che, portata a riva dai pescatori, solo i bambini, simbolo di innocenza e purezza, riuscirono a trasportare fino all'allora chiesa dell'Angelo, luogo su cui ora sorge il santuario. Per questo motivo la Vergine assunse il titolo di Madonna dell'Angelo, diventando la protettrice di tutti i caorlotti. Numerosi miracoli e prodigi che la storia ha accolto ed attribuiti all'intercessione della Vergine. Ancora oggi l'amata effigie viene custodita qui, sull'ultimo lembo di terra che unisce Caorle al suo mare. Forme e fattura del simulacro sono mutate nel corso dei secoli e così anche l'edificio sacro. È rimasto però il pozzetto, ovvero il basamento di pietra che, secondo la tradizione, avrebbe trasportato galleggiando sul mare la statua di Maria. Madonna è importante per i cristiani. Dio l'ha scelta per farsi uomo, quindi credo che sia assolutamente necessario che gli uomini accolgano in lei la nuova mediazione per far portare Cristo anche dentro di loro. In caso particolare Caorle nasce come città di pescatori, di gente umile, di gente che ha fatto dell'accoglienza una delle proprie peculiarità, ed oggi effettivamente si rinnova un rito che vede questa gente umile, questi pescatori, ricordare la Madonna dell'Angelo, la protettrice della nostra comunità. La nostra resta pertanto una città accogliente che fa dell'accoglienza ancora uno dei requisiti essenziali e che dimostra ogni 5 anni la propria devozione nei confronti della Madonna dell'Angelo. La devozione alla Vergine che viene dal mare è ricordata ogni anno in una breve processione estiva che accompagna l'antica effigie dal suo santuario fino al Duomo e viceversa. Ma la vera festa avviene ogni 5 anni, tra agosto e settembre, quando il viaggio della Madonnina si allarga tutto il vicariato, affrontando in una suggestiva cerimonia anche il mare, una vera consacrazione di popolo. Dal 28 agosto, nel pomeriggio, è iniziato un pellegrinaggio di Maria nelle zone qui del vicariato, quindi Castello, Brussa, Ottava Presa, Cacotonica, Corniani, Brianza, Porto Santa Margherita e poi all'interno della nostra parrocchia, Casa di Riposo, Sansonessa e Falconera, quindi a casa sua qua. E poi adesso ritornerà invece nel suo santuario. Torna, ma vuole di nuovo salutare tutta la popolazione girando un po' a piedi, un po' per barca, in modo che tutti la possano vedere. Un tale avvenimento, popolare ma soprattutto religioso e di fede, chiama la comunità raccolta per settimane con una preparazione liturgica e di riflessione specifica che segue un percorso impostato su diversi filoni: storico, artistico, religioso ed attualità. Beh, da 2 anni già ci preparavamo. Il tema è stato fissato, è un tema biblico ed richiama quanto Maria ha detto ad Elisabetta, che ha soccorso Israele, suo servo, ricordandosi della sua misericordia. Quindi un atteggiamento di amore, di benevolenza verso il suo popolo, pronto a perdonargli tutto purché torni a stare unito a lui. Cosa esprime questo? Esprime un dato fondamentale che ogni uomo, anche l'uomo postmoderno con tutte le sue complicazioni, con le sue cose belle, le cose meno belle, capisce che da solo non ce la fa e che quindi ha bisogno di essere salvato nel senso profondo della parola, e Gesù è l'amore personificato del Padre che è venuto a salvarci. E Maria è colei che ci porta Gesù, è una madre che ci porta Gesù. In particolare hanno preparato molto bene questa festa insistendo su Dio misericordioso, ma nel senso buono della parola, non
Dio misericordioso non vuol dire che Dio cancella tutto, che si può fare tutto quel che si vuole, che poi Dio alla fine perdona. Vuol dire che certamente Dio perdona, affrontando il male che è in noi, se noi abbiamo il coraggio di fare un passo e di accogliere suo figlio Gesù. E la Madonna, che è la madre della benevolenza e del perdono, ci aiuta a questo. Quindi è una festa attualissima perché tocca il cuore dell'uomo di oggi. Momento culminante di una festa dalle complesse ritualità è certamente il 12 settembre, giorno in cui la Madonna dell'Angelo compie il viaggio di ritorno verso il santuario, via terra e via mare, un percorso davvero unico nel suo genere. Vestita di bianco e azzurro, Caorle accoglie nel suo grembo festante la sua regina salvatrice in una giornata scandita da celebrazioni, raccoglimenti in preghiera, ma anche suggestive dimostrazioni di fede. Dopo la celebrazione dei Vespri, appena prima del tramonto, la Madonna esce dal Duomo per essere portata via terra attraverso la città fino al Porto Vecchio, dove sarà imbarcata per la seconda parte del suo viaggio. Ecco qui la Santa Efige, la Madonnina col bambino sormontata da una corona imperiale, vestita con un abito in tessuto d'oro e un prezioso velo bianco che le cade sulle spalle. Trasportarla, rigorosamente a mano sopra un catafalco, è un onore che spetta ai portatori della Madonna. È un gruppo di persone da più parti del comune di Caorle, poi Santa Margherita Caorle, Sansonessa e varie parti, che si raggruppano ogni volta che facciamo la processione sia in mare che nel mese di luglio, che la seconda domenica di luglio facciamo una processione comunque uguale per terra, dal Duomo alla Madonnina e poi si ritorna. Quanto antica è come associazione? Diciamo che va indietro negli anni, parliamo ancora prima del Novecento, che c'era il gruppo portatori che veniva portata nel Porto Vecchio di Caorle e poi veniva passata tramite le vie del centro e riportata sempre qui alla Madonnina. E ovviamente siete vestiti un po' di azzurro, che è il colore della Madonna. Bianco e celeste, come che sono i colori della Madonna, no? Posso chiedere a voi, che portate la Madonna in questo giorno importante, che significato ha? Per noi è importantissimo, perché la parte religiosa è importantissima per noi. Io faccio il pescatore come varie persone di noi e per noi è la prima cosa, no? Non si va in mare se prima non si saluta la Madonna, quindi è sentita molto da noi, anche quelli che non sono pescatori comunque. Piazze, calli, gradinate dell'Arenile, argini, rive e spiagge. Una Caorle gremita fino all'inverosimile accoglie, accompagna, applaude e canta la sua Madonnina. I dati ufficiali parlano di 30.000 presenze, ma i cuori che battono sotto il sole di settembre, dispiegati lungo il lento tragitto della Madonna, sono certamente molti di più. Momento saliente della festa della Madonna dell'Angelo è sicuramente quando la Madonnina rientra nel suo santuario. Lo fa in un modo davvero suggestivo, attraverso una processione a terra che è seguita da una processione a mare che sta cominciando davvero tra pochissimo. La Madonna dell'Angelo viene posata su di un piccolo catafalco azzurro nella Caorlina, tradizionale imbarcazione locale, traghettata da 24 rematori vestiti con la divisa tradizionale. D'ora in poi sarà affidata alle onde. Nella prima parte del suo tragitto, il sacro corteo acqueo è però aperto dal bragozzo con le insegne del santuario.
A seguire ci sono una serie di imbarcazioni tipiche di Caorle, gondole, sandali, avogatori che, semplici e allegre, simboleggiano il popolo del mare che omaggia la Madonna. La Caorlina, invece, che oltre alla Madonnina ospita il patriarca di Venezia e il parroco di Caorle, viene scortata da tutti i presuli del vicariato. E mentre lenta la processione acqua sta sfilando dal porto di Caorle per uscire in mare aperto, questo è l'affetto della gente che si è stipata su barche, imbarcazioni davvero di ogni misura per salutare la sua Madonna. Ed eccola la Caorlina che trasporta su di sé l'effigie della Madonna sfilare di fronte alla gente, a tutto il popolo del mare, a tutto il popolo di fedeli, dietro di lei a seguire tutta la processione acquea marina vera e propria, che da qui in poi la seguirà in mare aperto. Nel tratto finale del canale la Caorlina si ferma e si mostra agli astanti. Quanto basta per lasciar sfilare tutto il corteo affettuoso che prima di questo momento era in rispettosa coda dietro di lei. La Madonna ritornerà a precederli nel tratto di mare aperto fino alla punta opposta dove giace il santuario. E ormai la Caorlina è in mare aperto, salutata per mare da tutte le imbarcazioni che l'hanno seguita, e sulla riva davvero da centinaia di migliaia di persone sta per giungere al santuario della Madonna dell'Angelo per portare lì il suo prezioso carico. In più di 70 hanno scortato la Madonnina fino alle bocche di porto. In mare aperto ci sono altrettante imbarcazioni ad attendere la Madonna e il corteo che ne consegue. Questo è anche il momento dei saluti. Tutti i pescherecci del porto, addobbati con fiocchi bianchi e azzurri, salutano la protettrice con la loro presenza, con le sirene e con gli spruzzi delle turbosoffianti. In meno di mezz'ora la Madonna raggiunge la riva appena sotto il santuario. Dal mare giunge nella notte dei tempi. Dal mare ritorna ogni 5 anni, ancora oggi. Ecco, il ritorno alla città è compiuto. La consacrazione si è rinnovata, così pure la fede e la devozione verso la Madre di Dio. Perché chi merita di portare alleluia, e risorto come ha detto alleluia, prega per noi Signore, alleluia. Una devozione di antichissima origine che nel corso dei secoli non ha perso né forza né smalto né convinzione, anzi si è rafforzata, chiamando a raccolta attorno a sé ogni 5 anni l'affetto e il colore di migliaia e migliaia di persone. Questa
la Madonna con la processione in mare, fanno il giro nel mare e la portano nella chiesetta. Cosa significa per voi di Caorle questo avvenimento che capita una volta ogni 5 anni? Sì, è un bel avvenimento, è senz'altro una cosa che fa piacere e tutti ogni 5 anni aspettare questa cosa qua. Noi siamo di Monza. Di Monza per vedere... Siamo venuti con un pullman. Io l'ho visto 5 anni fa. È rimasta suggestionata. Bellissimo, difatti ho detto alle mie cognate e andiamo ancora. Una bella iniziativa, sì. Oggi c'è tanta gente, bella giornata. Bene. È una tradizione che ogni anno si manifesta, insomma. Diciamo per tradizione che è da tanti anni che portano la Madonna così in processione per il mare. E poi la fede che abbiamo, la fede, perché se non si ha fede e non si crede non vale la pena di essere qui solo per lo spettacolo che ci propongono, siamo qui solo per la fede. Il coinvolgimento del paese è totale, ma la motivazione bisogna andare a ricercare alle origini. La tradizione dice appunto che questa Madonna, questo simulacro è stato trovato dai pescatori nel mare e ovviamente questa è sempre stata la Madonnina del mare, ma non è solo la Madonnina dei pescatori, è la Madonnina un po' di tutti. Le porto un esempio: c'è stato un gruppo che è venuto da Asti, sono tutti veneti, sostanzialmente tutti caorlotti, e hanno voluto quest'oggi essere qui presenti proprio per pregare la loro Madonnina. Il coinvolgimento è stato totale, io direi, l'avete anche visto, il paese è imbandierato dappertutto, tutti hanno fatto un po' la gara per imbandierare meglio dell'altro e quindi è la Madonnina di tutti, da sempre, ma non è solo ogni 5 anni, anche ogni anno si fa la festa la seconda domenica di luglio, anche questa, pur essendoci la stagione proprio in pieno, questa festa è comunque sempre sentita, specialmente dai caorlotti, ma anche dai turisti. Soligo qui per la Madonna. Siamo per la Madonna. Da 3 baseleghe. Noi l'abbiamo saputo incidentalmente, per caso. Io lo sapevo perché sono stato qui 15 giorni in ferie e 15 giorni sono a casa, mi hanno detto che questo giorno era un giorno speciale. Allora sono ritornato a vederlo. Cosa si aspetta? Un bel spettacolo, prima di tutto, e anche un po' di fede. Posso sapere invece lei cosa si aspetta? Io mi aspetto un arricchimento perché sono le manifestazioni tipiche per ritrovarsi un po'. Diciamo che normalmente noi frequentiamo la chiesa, però queste occasioni servono per ritrovare più serenità. Io ho in mano una documentazione che ci parla della festa di oggi. Sì. Lei è qui apposta? Sì, sono partita da Cavarzere e sono venuta qui apposta. È la prima volta o l'ha già fatta? È la prima volta, non sono mai stata. Come mai quest'anno ha scelto di venire qui? Mia cognata, non sapevo neanche che la facessero questa festa. Passerei la parola alla cognata. Io sono venuta tanti anni a Caorle, ho sempre visto la Madonna la prima domenica di luglio uscire dalla sua casa, arrivare qua al Duomo e quest'anno ho voluto venire, dopo i 5 anni che esce, ho voluto venire a vedere questa Madonna che è tanto una cosa che si sente molto. Qua i caorlotti sono meravigliosi, ha visto che festa che hanno preparato. Forse credo che sia l'unico paese che preparano alla Madonna queste cose meravigliose. È venuta qui per la Madonna? Sì. Quindi questione di fede oggi? Proprio, tanto. Posso chiederle quali saranno i pensieri che affidare alla Madonna oggi? Che metta in sani tutti quanti e che si calmi nel santo tutto il mondo, perché c'è tutto in rabalton, non si capisce. Signora, per rendere omaggio alla Madonna, da quanto tempo è che è qui? Da stamattina è 8. Perché secondo anno, seconda volta. Seconda volta, quindi l'altra volta è venuta 5 anni fa. Sì. Come mai ha scelto di tornare? Perché mi piace vedere una roba nuova, molto bella. E la fede? E la fede di sempre.
Sì, di Pieve di Sacco. Per la Madonna? Sì, per la Madonna. Siete devoti in modo particolare? Certo. Da quanto tempo? Che veniamo? Questo è il 4º anno. Quindi sono 20 anni. Ecco. La tua presenza è un fuoco d'amore che avvolge l'anima mia, Gesù. Tutte le case sono appunto addobbate di questi festoni, insomma, no? In tutti i quartieri, diciamo, hanno fatto dei festoni che coinvolgono tutte le case. Ecco, è anche un momento di comunione questa qui, è di una vita della comunità, magari delle piccole comunità, ma c'è, si sente. Sento come Carlotto, come la Madonna dell'Angelo. Che tipo di devozione c'è nei confronti di questa Madonna? Tanta. Da quanto vi state preparando per questa festa? Ah, già più di una settimana. Una settimana, anche 2, perché dopo ho fatto il giro tutte le parrocchie. Vivo qui con mia mamma a piedi da Torre di Fine, qui a Caorle. Allora mi insegnava che la Madonna è venuta su per il mare, ha lasciato una scia, è arrivata qui e poi qui hanno costruito la chiesa e io vedevo la scia che era rimasto proprio. Anche il cappellino della Madonna dell'Angelo. Sì, perché sono qua dalle 7 di stamattina per assistere a questa festa. Per fede? Certo. Quali pensieri si affidano alla Madonna in un giorno come questo? La salute, prima di tutto. Come nel mio cuore ora umilmente sta nascendo amore, dolce capire che non son più solo, ma che... Di vedere questa bella Madonnina che ci piace e non abbiamo mai visto questa festa che ci hanno detto che la fanno ogni 5 anni. E... Sì, siamo qua per la Madonna. Credenti o interessati alla festa? Credenti, anche perché l'ho vista 5 anni fa, è bellissimo da vedere. Quali sono i pensieri che si affidano alla Madonna in una giornata del genere? Tantissimi. Dicono anche di pensare che i miracoli che fa, si spera sempre. Fede o per curiosità? Per fede e anche per curiosità. Un giorno speciale, che cosa si chiede alla Madonna oggi? Che vada tutto bene, sempre nei migliori dei modi. Danni. A 50 anni? Come no? Quanti ne ho? Qualche ricordo legato a questa giornata? È bello, non ci sono ricordi, tutto è bello. La riveve ogni volta? Tutto bello. E ogni volta chi piace è ancora più bello. E che tipo di pensieri si affidano alla Madonna in una giornata come questa? Tutti. Madre da vicino. Io mi sono sentita in braccio a lei. Veramente, è un'emozione che a parole non si riesce mai a esprimere. Veramente. Poi è anche preparato molto bene, molto bene. Una bella accoglienza, Carlo, è meravigliosa. Per le sue creature, dono di lui, del suo immenso amore, dono di lui, del suo immenso amore. Benvenuti, ben trovati in questa puntata veramente speciale che dedichiamo alla visita che il Patriarca di Venezia, il Cardinale Angelo Scola, sta per fare al Consiglio regionale del Veneto. Ci troviamo infatti proprio qui a Palazzo Ferrofini, la sede storica del Consiglio regionale che si affaccia sul Canal Grande in centro storico a Venezia, proprio di fronte alla Madonna della Salute. Una visita davvero significativa, quella del Patriarca, che si svolge all'interno della visita pastorale che
il Cardinale ha condotto in questi anni a Venezia, nella città storica adesso e negli anni scorsi nella terraferma, e dove ha potuto incontrare e conoscere da vicino le tante realtà della nostra comunità ecclesiale, i luoghi significativi delle persone ma anche delle istituzioni, e quindi questo è un momento davvero fondamentale, la sosta del Patriarca qui in quella che è il simbolo appunto del Veneto, dell'Assemblea del Consiglio del Veneto, dove si legifera, dove si decide per tutto quanto riguarda la nostra regione. Siamo in attesa dell'arrivo appunto del Patriarca, che incontrerà il Presidente del Consiglio regionale Clodovaldo Ruffato, incontrerà anche il Presidente della Regione Veneto Luca Zaia e poi tutti i consiglieri della maggioranza e dell'opposizione e i dipendenti della Regione Veneto, per quella che sarà davvero un evento storico per Venezia e per tutta la regione. Ecco, il Patriarca Angelo Scola è entrato nell'aula di Palazzo Ferrofini, accolto da un applauso di tutti i presenti, ed ora ha inizio la cerimonia ufficiale della visita pastorale. Il Presidente del Consiglio regionale del Veneto, Clodovaldo Ruffato. Primo a intervenire il padrone di casa, il Presidente del Consiglio regionale, Clodovaldo Ruffato. Sono onorato di porgerle il saluto e il benvenuto mio personale, dei consiglieri regionali, di tutto il personale. Un saluto al Presidente della Giunta regionale Luca Zaia e agli assessori. Un saluto al prefetto, alle autorità civili e militari e ai rappresentanti delle istituzioni veneziane qui presenti. Le siamo grati per aver deciso nella sua visita pastorale alla diocesi veneziana, rispondendo anche all'invito del Presidente Luca Zaia, di fermarsi qui oggi, in questo luogo che aspira ad essere sempre meno palazzo e sempre più una casa, la casa di tutti i veneti. Grazie per aver voluto inserire nel calendario della sua visita di pastore, tra i luoghi significativi della vita quotidiana delle persone, anche le istituzioni. A partire da questa assemblea, che proprio perché è rappresentativa di tutto il Veneto e dei suoi diversi livelli di governo, è luogo simbolo dell'impegno politico, civile e sociale. Benvenuto allora Patriarca Scola in questa casa dei Veneti, dove convergono e soffiano le inquietudini di ieri, le difficoltà dell'oggi, le preoccupazioni del futuro di questa nostra regione, che oggi, come l'intero mondo occidentale, incalzata dalla crisi, è impegnata a ripensare e a rivedere modelli economici e stili di vita che credeva definitivamente acquisiti. Sia pur con strumenti che possono apparire inadeguati e fragili, che risentono del decadimento delle ideologie e di una stagione sempre più faziosa ed urlata della politica, siamo consapevoli che è nostro dovere svolgere il mandato popolare che abbiamo ricevuto con serietà e rigore, rispondendo alle difficoltà di una situazione economica che sta rapidamente evolvendo in emergenza sociale. In questo nostro arduo compito, come ho avuto modo di ricordare in quest'Aula nel mio primo intervento da Presidente, il suo Magistero rappresenta una voce forte, chiara ed autorevole non soltanto all'interno della Chiesa, in quanto è diventata un riferimento irrinunciabile per quanti cercano di cogliere ed interpretare l'uomo nelle dinamiche economiche, sociali e culturali del nostro tempo. Lei ci ha ricordato che il Veneto è ancora poco regione, evidenziando i rischi di un policentrismo arroccato negli egoismi dei campanili, chiuso, diffidente, ostile, schiacciato nella quotidianità dei propri bisogni. Raccogliamo questo suo invito impegnandoci a coniugare il respiro ampio della globalizzazione con quello profondo del territorio, fatto non di chiusure ma di identità e capillarità. Un territorio che domanda con forza una diversa attenzione e un nuovo approccio che sintetizziamo nella parola federalismo. E questa è l'unica strada percorribile. E troviamo illuminante a questo proposito ricordare l'interpretazione che lei ha dato di questo orizzonte federalista, cioè come mezzo decisivo di valorizzazione del territorio inteso come luogo della comunità e degli uomini e non soltanto come realtà geografica. In quest'Aula, Eminenza,
Siamo chiamati ad affrontare problemi e scadenze importanti che toccano direttamente la vita dei cittadini veneti. La prima emergenza, la più drammatica, riguarda il lavoro. Anche dando credito a quanti intravedono incoraggianti e significativi segni di ripresa, non ci sono dubbi che i benefici sul piano occupazionale saranno lenti e parziali. È nostro dovere non lasciare nulla di intentato, incoraggiando ogni sforzo che punti all'innovazione del nostro sistema economico e sostenendo con interventi concreti e mirati quanti, lavoratori e famiglie, pagano e subiscono più di altri il costo della crisi. Una crisi di cui non ci sfuggono la dimensione e le ricadute strutturali e sociali e che rischia di creare dolorose fratture e profonde incomprensioni tra i diversi soggetti sociali, tra imprenditori e sindacato, tra mondo economico e istituzioni, tra la politica e i cittadini. Non dimentichiamo che per essere veramente efficace l'approccio ai problemi e l'individuazione delle soluzioni deve essere corale, coordinato e condiviso. Per quanto ci riguarda, non solo dobbiamo sentirci coinvolti, ma più di altri dobbiamo sentire la responsabilità di ritardi e omissioni. È una strada fatta anche di piccoli ma significativi gesti, destinati a dare efficienza al nostro lavoro e a recuperare quella credibilità necessaria a riconciliare ed avvicinare la buona politica ai cittadini. Una strada che con fatica, ma anche con qualche risultato, stiamo percorrendo, cercando di abbassare i toni, puntando ad un confronto pacato, rispettoso, concreto. Lo sviluppo, il lavoro, il sostegno alle famiglie, il futuro dei giovani, la dignità degli anziani, la domanda di legalità e di sicurezza, il bisogno di integrazione, la difesa della vita, la tutela delle risorse naturali e della qualità dell'ambiente che consegneremo ai nostri figli necessitano soprattutto di un'idea, di un progetto, di una convergenza più ampia sul Veneto che vogliamo, dando al nostro impegno una direzione prioritaria, prima la persona, sempre e comunque prima la persona, la sua dignità e la sua libertà. Perché le radici cristiane delle nostre terre, tenacemente difese dalla Chiesa veneta che lei così autorevolmente guida e rappresenta, sono una eredità che appartiene a tutti noi, un patrimonio di esperienze e di valori che è parte viva e irrinunciabile della storia di questa regione e delle sue istituzioni. La centralità della persona, la sua dignità e i suoi diritti sono il punto fermo della Carta dei Principi su cui 40 anni fa è nata e cresciuta l'istituzione Regione e ne continua a orientare operato e interventi. In questo, Eminenza, il suo contributo e quello della Chiesa veneta è importante e mi riferisco a quella Chiesa che lei descrive nel suo ultimo libro sulle buone ragioni per la vita comune, religione, politica e economia, una Chiesa che opera attraverso la famiglia, la scuola, le associazioni, i quartieri. Una Chiesa che non sostituisce ma collabora e sostiene la politica e che rivendica una specifica funzione educatrice. Da questa centralità della persona a cascata inevitabilmente arriva tutto il resto. Credo che su questo irrinunciabile principio debba ruotare il nuovo statuto che al più presto vogliamo discutere e approvare. Molto si è detto e polemizzato su questo appuntamento che attendiamo da anni, chi enfatizzando nell'attesa, chi sminuendo nell'importanza. Io credo semplicemente che in quest'Aula, al di là delle appartenenze e delle militanze, al di là delle esperienze e delle sensibilità dei singoli, si respiri una storia e una cultura comune, figlia di questo nostro Veneto. E credo che da qui sia possibile e si debba partire, perché la tattica non può offuscare l'obiettivo, quello di una regione forte e libera, sicura e solidale, gelosa delle sue radici ma aperta al mondo. Lo vogliamo tutti e dobbiamo crederci. Condividiamo tutti la responsabilità di lavorare per disegnare un futuro di fiducia e di speranza per la nostra comunità, nella consapevolezza che l'azione politica finisce per essere sterile se non è capace di allungare lo sguardo oltre al presente, se non si fa guidare dalla bussola del bene comune e della giustizia. Con questo spirito, Eminenza, la accogliamo con gioia in questa casa. Grazie.
Ecco si è concluso l'intervento di benvenuto del Presidente del Consiglio regionale Clodovaldo Ruffato, che il Cardinal Scola ha ascoltato con molta attenzione, prendendo anche molti appunti. Ora tocca ai rappresentanti dei gruppi consigliari, la prima Laura Puppato in rappresentanza dell'opposizione. Benvenuto tra di noi. Grazie a Sua Eminenza, grazie a tutti i prelati che lo accompagnano e a tutte le autorità civili e militari, al Presidente della Regione, al Presidente di questo Consiglio, a tutti i colleghi. Eminenza, noi gruppi di minoranza di questa istituzione regionale ringraziamo lei, Patriarca Angelo Scola, e per noi oggi padre non solo per mandato ecclesiastico ma per sua scelta quotidiana. La sua visita ci riempie di gioia e imprime nuovo vigore, più consapevolezza alla nostra vita e alla nostra azione politica, perché alto è il valore della sua persona. È il valore che la sua persona trasmette in virtù di un coraggio di espressione e di chiarezza di visione che da tempo le sono compagne nel suo lavoro, nel mondo e in particolare tra le genti di questa città e le genti di questo Veneto. L'autentico rispetto che ella nutre verso ogni convinzione religiosa ed è in lei associato alla serenità che le viene dall'immenso amore più volte dimostrato verso Gesù e verso Maria, come a dimostrare che si è più liberi e sicuri di sé quando ci si apre agli altri, forti delle proprie virtù e dei valori costruiti dentro la propria tradizione. Questo è per noi un grande stimolo a considerare la società globale sempre più, per usare una sua espressione, meticciato di civiltà e culture, come l'autentica sfida democratica che la politica ha il compito di comprendere per guidare e interpretare al meglio, senza timori, preconcetti, strumentalizzazioni, ma dando valore alla vita umana in ogni momento, nel proprio cammino e nel proprio agire amministrativo e legislativo. Noi siamo chiamati a costruire passo dopo passo questa società plurale fondata sui valori del bello, del bene, del vero, dove ogni persona è riconosciuta come tale e si riconosce nella propria comunità, dove studia, vive, lavora, tutti contribuendo così al crescimento del bene comune. La democrazia è l'unico regime politico che presuppone appunto amicizia fra governanti e governati, ovvero implica fiducia e rispetto. È un invito per noi ad essere di esempio, a non chiudere il campo della nostra azione nelle stanze dei palazzi, dove si rischia di limitare il nostro esistere e la nostra funzione al confronto sugli scenari politici possibili o nel disegno di tattiche e strategie. No, la politica e l'amministrazione pubblica richiedono passione civile, impegno autentico e sincero, che individuano, come afferma Papa Benedetto XVI nell'enciclica Caritas in Veritate, nella società giusta, l'obiettivo che precede la carità, la quale a sua volta rischia di scivolare nel sentimentalismo e nel contingente emozionale se non si fonda preventivamente sulla verità. È questo il patrimonio positivo che noi abbiamo il compito di mantenere integro e alimentare per tutte le nuove generazioni, anche quelli di cittadini nati nel nostro Paese, ai quali dobbiamo garantire indifferentemente la possibilità di vivere la propria vita come una vita buona, in una società accogliente, come ella ci ha insegnato, nel rispetto degli altri. Dov'è carità e amore, qui c'è Dio, si canta in chiesa. Dovremmo riuscire a dirlo anche all'interno delle istituzioni, e non chi dice Signore, Signore, si batte il petto e entrerà nel regno dei cieli, per citare i Vangeli, e così ci ammonisce Gesù a non essere sepolcri imbiancati, ma uomini e donne vere, coscienti del proprio importante ruolo e felici di rendersi strumenti utili per garantire con forza una società libera e rispettosa, aperta e solidale, dove la pace sociale si sviluppa grazie alle capacità di chi governa e che sarà in grado di garantire lavoro, servizi adeguati, rispetto delle regole, garanzia morale e crescita culturale e, perché no, spirituale. Non è facile né automatico, perché proprio a noi, in fondo, è stata concessa una fortuna che non tutti hanno, di non vivere direttamente sulla propria pelle gli stessi timori per il futuro e i gravi disagi economici che sono il costo della crisi e della disgregazione sociale posto a carico di tante famiglie e di tanti giovani oggi, in quello che possiamo definire il tempo della precarietà. Abbiamo necessità della sua parola e della sua presenza per dare forte significato e spinta
umana e morale al nostro agire quotidiano in qualità di amministratori pubblici. La modernità, la chiarezza delle indicazioni contenute nei Vangeli invitano a non avere timore nel proseguire un cammino autenticamente cristiano, anche in un tempo che pare favorire il cinismo e far dilagare le malattie dello spirito, con in prima fila quell'accidia, cioè quel torpore, insomma, che va a cancellare l'animo fino a far provare fastidio per tutto quanto non abbia un esclusivo valore materiale. La nostra bussola deve volgere verso una società plurale, umana, giusta e rispettosa. Con la sua benedizione, Padre Angelo Scola, oggi diverrà più lieve, io spero, il nostro cammino. Davvero grazie per la sua attenzione al nostro lavoro e al nostro ruolo di amministratori pubblici in un tempo non facile. Grazie. Interviene in rappresentanza dei gruppi consigliari di maggioranza il consigliere presidente Carlo Alberto Ed ora tocca Tesserin. a Carlo Alberto Tesserin, a sua volta un'istituzione, siede da decenni in Consiglio regionale, è presidente della Commissione Statuto e rappresenta la maggioranza. Sono lieto di poter portare assieme ai colleghi tutti l'apprezzamento e la stima per la scelta fatta dal Patriarca di essere qui assieme a noi. Eminenza, mi torna in mente il nostro primo incontro del 3 marzo 2002, il giorno del suo ingresso a Venezia. Ero tra coloro che ebbero l'onore di accompagnarla, prima in gondola e poi a piedi, tra i tantissimi fedeli che le rendevano omaggio. Lei disse che in situazioni particolarmente significative è importante che chi ti viene vicino per primo e chi ti accoglie porta anche la responsabilità di quel gesto bellissimo che va onorato nel tempo. Oggi il Patriarca di Venezia ed il Consiglio della Regione del Veneto onorano ancora una volta quel primo passo di avvicinamento e di condivisione e ne rinnovano la responsabilità. Colleghe e colleghi, siamo di fronte all'unico cardinale patriarca europeo, assieme a quello di Lisbona, pastore del Patriarcato di Venezia, che in poco più di un secolo ha dato all'umanità 3 papi. So di parlare al successore di Pio X, di Giovanni XXIII e di Giovanni Paolo I, ma qui vorrei umilmente rivolgermi al sacerdote e al cittadino. Eminenza, negli anni le nostre istituzioni hanno condiviso l'interesse quotidiano verso la realtà sociale e politica che ci appartiene, soprattutto verso le fasce più deboli e bisognose, seminando e raccogliendo buoni frutti. E le parti politiche per le quali parlo si sono sforzate, oltre i contenuti, di recepire l'invito ai modi e alle forme più moderate del dialogo pubblico e mediatico. Ma in questo abbiamo ancora tanto da migliorare. Senza dubbio in quest'Aula si riverbera la condizione che ogni cittadino vive in ambiti privati e pubblici, precaria e traballante. Stentiamo ad orientarci nei sistemi globali, finanziari, in questa società definita liquida, in quello che lei definisce un meticciato di civiltà e culture, di fine di riferimenti ideali e religiosi. Fenomeni che richiedono responsabilità condivise e una forte coscienza collettiva per poter essere orientati verso le evoluzioni benigne. Viviamo come se fossimo sempre sull'orlo della rottura di ciò che ci sembrava fino a ieri una vita buona. Per questo, nella nostra idea di rinnovata alleanza tra i cittadini veneti, abbiamo voluto insistere sulla responsabilità dei rapporti tra le generazioni. Abbiamo sottolineato la volontà di assicurare l'armonia tra le generazioni perché attraverso questo profondo legame, anche spirituale e non solo di sangue, passa la tradizione e lo slancio vitale. Il legame tra le generazioni è il solo che può garantire l'esperienza della famiglia, della figliolanza, della pienezza della persona. A questo segue naturalmente il rispetto della vita, l'importanza dell'educazione e del lavoro, il legame con il proprio territorio in quanto se ne abbia cura ed il riconoscimento dell'universalità della condizione umana per noi tutti, che significa fratellanza.
Diceva Alcide De Gasperi: un politico guarda alle prossime elezioni, uno statista guarda alla prossima generazione. Siamo perciò impegnati nel fare buone scelte di amministrazione, nonostante le risorse siano sempre per definizione scarse e limitate. Lavoriamo per il bene comune. In definitiva esercitiamo la democrazia, mai perfetta ma sempre perfettibile. E intendiamo la separazione tra sfera temporale e sfera spirituale, nostra reciproca storica conquista, quale continua opportunità di dialogo. Nessun governo potrà produrre cittadini morali, ma è innegabile che sono proprio i cittadini aperti al messaggio cristiano a favorire le democrazie. E questo principio di separazione vale ancora più oggi nell'incontro-confronto con altre popolazioni e altre religioni che non lo contemplano. Condividiamo pienamente quanto lei scrive, che la nostra società ha bisogno di relazioni buone e pratiche virtuose. E in questo abbiamo dato prova di piena condivisione nelle nostre norme regionali, per la scuola, per la tutela del patrimonio religioso e culturale, nel sostegno alla famiglia, al lavoro, all'impresa sociale e dalla grande capacità dei cuori del Veneto che pulsa nell'assistenza e nel volontariato. Pratiche virtuose che devono sempre più improntare una buona amministrazione. Il nostro impegno politico è sempre più per quell'uomo sociale che non cerca la politica per vivere, perché è già vivo, ma cerca la politica per costruirne una migliore. La politica, infatti, la nostra fatica quotidiana, consiste proprio nel costruire un Veneto migliore, un'Italia migliore, in definitiva un mondo migliore. Eminenza, noi vediamo che Venezia e il Veneto sono un compendio dell'universo, paesaggi splendidi e fertili che sono un dono di Dio. Qui l'animo spirituale e politico dei Veneti persegue il superamento dello scontro di classe e di razze, guardando piuttosto ai principi di sussidiarietà e solidarietà, che assieme alla libertà e alla dignità della persona sono parte fondante del patrimonio costitutivo del popolo veneto. Un popolo, come lei ha avuto modo di constatare, incardinato ai valori semplici di una vita buona, vissuta nei gesti di ogni giorno e nel rapporto con gli altri da dovunque arrivino. Grazie per questa sua visita pastorale, grazie per quello che lei vorrà poi trasmetterci attraverso la sua parola. Davvero grazie. Ecco di contenuto anche l'intervento di Carlo Alberto Tesserin. Ed ora tocca al rappresentante dei lavoratori della Regione Veneto, Angelo Ragazzoni. Buongiorno a tutti e scusate se sono un po' emozionato. Mi chiamo Angelo Ragazzoni, Angelo come il nostro patriarca. Sono nato nel 1944 a Colognola ai Colli, in provincia di Verona, da una famiglia sfollata dalla città perché lì in montagna non arrivavano le bombe. Ma sono veneziano d'adozione e ne vado fiero. Da quasi 40 anni lavoro per la Regione del Veneto. Ho lasciato il precedente impiego presso l'ospedale Umberto I di Mestre, ora all'Angelo, perché ho creduto da subito in questa istituzione più vicina al cittadino. In 40 anni ho svolto diversi incarichi e ho conosciuto tutte le legislature. Ho visto crescere la macchina regionale man mano, sia per numero di dipendenti che per i compiti che venivano trasferiti dallo Stato, soprattutto dagli anni '80 in poi. Una vita vissuta intensamente in Regione, la mia come quella di molti altri miei colleghi, lavorando sodo spesso dalle 8 del mattino fino alle 7 di sera, ed è stata, devo dire, un'esperienza positiva e gratificante. Certo, ci sono stati degli alti e bassi, come è inevitabile in tutte le attività lavorative. Devo confessarlo, mi dispiace un po' andare in pensione. Quando si dedica una vita al servizio pubblico non è facile andare via, ma non ho rimpianti e a 3 mesi dalla pensione posso dire di essere soddisfatto del lavoro che ho fatto. Posso dire oggi di essere contento perché non mi sono mai sentito al servizio dei singoli politici, e lo dico con tutto rispetto per questa nobile sede, ma della pubblica amministrazione.
Cosa vuol dire essere al servizio della pubblica amministrazione? Oggi, come negli anni 60, quando ho cominciato, vuol dire essere al servizio della gente e dei cittadini. Lavorare perché la struttura regionale sia efficiente e renda migliore per quanto possibile la vita delle persone. La mia è stata una presenza costante, ho lavorato fianco a fianco di presidenti e assessori e quello che mi rende orgoglioso è di aver potuto fare qualcosa per la collettività, per la mia comunità. Un periodo della mia attività lavorativa che ricordo con particolare soddisfazione è esserci stato quando la Regione ha creato le prime comunità terapeutiche. Erano gli anni '80 e la droga era una piaga che incominciava a diffondersi tra i giovani in modo sempre più devastante. A decine i genitori venivano a chiedere aiuto in lacrime perché la droga si portava via i loro figli e anche i loro risparmi. Farli curare costava una fortuna. Grazie anche all'opera di Don Antonio Mazzi, assieme alla Regione, nacquero in quegli anni queste comunità che si rivelarono utilissime per recuperare i giovani alla vita e i genitori alla speranza. Ecco, sono orgoglioso di aver partecipato attivamente a questa avventura accanto agli uffici che organizzavano le prime comunità. Voglio concludere ricordando che il dovere delle amministrazioni, oltre il servizio ai cittadini, è quello di premiare i meritevoli. Non sempre succede, ma io ho sempre lavorato con lo stesso impegno. Ai giovani, al loro primo giorno di lavoro, sia nella Regione che in qualsiasi altro posto, voglio dire questo. Fate il vostro dovere con passione e impegno, senza confrontarvi con chi è accanto a voi su promozioni o avanzamenti di carriera. Lavorate per il senso del dovere. La migliore soddisfazione sarà il servizio che renderete alla comunità. Grazie. Ecco, abbiamo appena sentito appunto il rappresentante dei consiglieri della maggioranza, Carlo Alberto Tesserin, che ha ricordato quanto sia stata importante la presenza del Patriarca qui a Venezia, ma in tutto il Veneto, ricordando appunto la prima volta che il Patriarca arrivò qui, era il 3 marzo del 2002. Ha parlato anche Laura Puppato, la rappresentante dei consiglieri dell'opposizione, incentrando il suo discorso sulla necessità che la nostra società diventi sempre di più una società aperta, giusta e plurale, naturalmente agganciandosi al concetto di meticciato della civiltà così caro al Patriarca Angelo Scola. Ha parlato per primo anche il Presidente naturalmente del Consiglio regionale, Clodovaldo Ruffato, che ha sottolineato nel suo discorso come sia importante che la democrazia e le istituzioni abbiano lo sguardo puntato sulla persona, sulla centralità della persona, che prima di tutto venga la persona. Tra pochissimo sentiremo anche il discorso del Presidente della Giunta regionale del Veneto, Luca Zaia, e subito dopo appunto il Cardinale Scola. Noi facciamo una piccola pausa, ma torniamo qui tra pochissimo. Bello l'intervento del rappresentante dei lavoratori, un uomo fiero del lavoro che ha fatto e anche un po' dispiaciuto tra 3 mesi di dover andare in pensione. Adesso tocca al governatore del Veneto, il presidente Luca Zaia. Grazie, buongiorno a tutti. Benvenuto Eminenza. Finalmente ce l'abbiamo fatta, è da mesi che ne parlavamo. Lei mi deve scusare, ma io non ho nulla di scritto. Mi sono segnato degli appunti, le dico la verità, questa notte prima di andare a letto, perché sono le riflessioni che faccio nel totale silenzio. Ed ho ovviamente aggiunto ai miei appunti anche alcune riflessioni sentendo gli interventi autorevoli che mi hanno preceduto. Do il benvenuto a lei, saluto tutte le autorità religiose, civili e militari presenti in quest'Aula, un particolare saluto alla sua delegazione pastorale che è qui con lei oggi e in particolare a Sua Eccellenza Monsignor Beniamino Pizziol che l'accompagna, a tutti i consiglieri e ai miei assessori che lei prima ha avuto modo di conoscere. Le dico che intervengo anch'io come il signor Ragazzon, se non ho capito male. Ragazzoni, Angelo Ragazzoni, con un po' di emozione, perché avevamo l'esigenza di questo confronto, ce l'avevamo in maniera profonda ed ho coscienza, riprendendo le parole del consigliere Tesserin, di trovarmi di fronte
a una persona non solo autorevole, ma che rappresenta veramente la storia di questo Veneto. La rappresenta fino in fondo ed è oltretutto il Presidente della Conferenza Episcopale Triveneta, il che ci permette anche di fare alcune riflessioni assieme a lei, che io spero che poi lei vorrà cogliere nel suo intervento finale. Lei sa che in questi giorni la partita, e lo diceva prima il Presidente Ruffato, la partita della quale si parla, ringrazio e saluto il Presidente Ruffato per aver aperto, come dice lui, la Casa dei Veneti oggi, lo ringrazio veramente di cuore. La partita della quale si parla spesso è il nostro Statuto. Questo prima il Veneto, che ormai viene venduto come uno slogan, ma che per noi ha una valenza molto più profonda, che è quella innanzitutto di dotare questa regione, dopo 40 anni, visto considerato che il vecchio Statuto del 1971, di una nuova Carta Costituzionale. Prima il Veneto, Eminenza, la voglio rassicurare, non è una nuova legge razziale, non è la volontà di ghettizzare qualcuno, ma è la volontà, Eminenza, di dire fino in fondo che gli amministratori hanno l'obbligo di pensare ai cittadini e se non c'è comunità non c'è Veneto. E per cui per noi i veneti sono, glielo dico in prima persona, visto e considerato, mi permetto di dirlo Eminenza, che ho letto dei commenti veramente raccapriccianti sui quotidiani a livello nazionale, per noi i veneti sono i cittadini veneti e ovviamente tutti quei cittadini che non sono veneti e che sono venuti qui e si sono stabiliti in maniera stabile, duratura, con un progetto di integrazione in Veneto. A me sembra logico che noi dobbiamo pensare a questi cittadini, all'investimento per questi cittadini, ai progetti per questi cittadini. Parliamo spesso di giovani, lei non manca mai nei suoi interventi di parlare dei giovani, ci parla spesso dell'Europa, però dobbiamo pensare anche ai giovani del nostro territorio, a tutto quello che dobbiamo dare come risposta ai nostri giovani. Ovvio è che quando si introduce il principio dello Statuto, di una nuova Carta Costituzionale, di un principio di servizi ai veneti, il nostro pensiero non può che andare all'immigrazione, altro tema che noi oggi ci troviamo ad affrontare. Permettiamo che il 5% del prodotto interno lordo veneto, dato da lavoratori per bene, immigrati, che sono venuti in Veneto con un progetto di vita chiaro, serio, che hanno un progetto di integrazione, che i loro figli magari molto spesso sono nati qui, e che nulla hanno a che vedere magari con qualcun altro che magari il loro connazionale che viene qui pensando di vivere di espedienti, diventando ospite magari nelle nostre carceri, dimostrando comunque che quella non è l'eccezione che conferma la regola. Noi pensiamo che rispetto al profilo dell'immigrazione il Veneto si debba assolutamente dichiarare ospitale, assolutamente conoscere la solidarietà, quella solidarietà che noi veneti la conosciamo nei fatti, una persona ogni 5 in Veneto fa volontariato, conosce l'emigrazione, perché ricordiamoci che abbiamo più veneti fuori dal Veneto, oriundi veneti fuori dal Veneto che in Veneto, ma soprattutto anche pretendendo rigore nell'applicazione delle leggi e nel rispetto delle leggi. È normale la dialettica con la Chiesa, direi che è salutare il sale della vita amministrativa, avere dei confronti dialettici anche profondi, come quello che è accaduto ad esempio negli ultimi giorni rispetto al CIA, il centro di espulsione ed identificazione. Io mi sono permesso di rispondere dicendo, guardate che se dovessimo proprio andare a guardare nel merito, siamo qui ad applicare una legge, siamo qui a cercare di dare una dimensione civile a questo fenomeno, anche perché siamo convinti che l'accoglienza così, senza regole, sconsiderata, senza alcuna regimentazione, non è neanche rispettosa della dignità umana, però dall'altro dobbiamo anche porre oggi per la prima volta forse una piccola riflessione, che esistono immigrati e immigrati. Esistono gli immigrati che scappano dalle carestie, dalla fame, dalle persecuzioni, penso al Darfur, gli etiopi, i Bangladesh, il Pakistan, molti stati dell'Africa nera, penso il Ghana, la Costa d'Avorio, il Senegal, e altri immigrati che riescono oggi a programmare un progetto di vita lavorativa nei nostri territori a prescindere da tutti questi fenomeni. Penso al nostro Maghreb, quindi al Marocco, all'Algeria, alla Tunisia, piuttosto che all'Albania. Guarda caso questi sono i lavoratori che vengono in Veneto, vengono a lavorare in Veneto e magari poi durante l'estate programmano le loro vacanze nelle terre d'origine.
Noi non possiamo però pensare che i centri di accoglienza siano affollati di quest'ultima categoria di immigrati, coloro che comunque non scappano da fame o morte sicura, e che invece gli altri sono veramente quelli da aiutare. Quindi un aiuto anche in virtù del fatto che ci siano delle problematiche vere e concrete. Noi la conosciamo, l'emigrazione, glielo dicevo prima, soprattutto in questo momento nel quale siamo anche chiamati a fare una riflessione più profonda. Abbiamo 100.000 persone che cercano lavoro, 75.000 dei quali hanno perso il lavoro dall'inizio della crisi, ne parlavamo prima nel breve incontro che abbiamo fatto, e la necessità comunque di dare risposta a questi veneti, che non saranno necessariamente tutti cittadini di origine veneta, saranno anche immigrati che hanno perso il lavoro. Noi abbiamo la necessità di dare risposta a loro. La mia amministrazione, la mia giunta sta lavorando, e mi creda Eminenza, lo fa col cuore. Cioè noi siamo preoccupati di questi lavoratori che non hanno più un lavoro. Siamo preoccupati quando vediamo che c'è una signora di 52 anni, del 58, che dice che fa lo sciopero della fame perché da 2 anni non trova più lavoro in Veneto. Noi ci mettiamo tutto l'impegno, però è ovvio che ci vuole anche un'azione moralizzatrice, perché se ci manca la terza gamba del tavolo, ovvio che il tavolo cade. Stiamo parlando dell'accesso al credito, del ruolo che hanno le banche, o che meglio dovrebbero avere le banche che oggi non esercitano fino in fondo, il ruolo di queste fondazioni che sono delle vere e proprie cassaforti ricche di disponibilità finanziarie che dovrebbero sedersi attorno al nostro tavolo per discutere del futuro di questa comunità, identificando fino in fondo queste radici comuni che abbiamo. Come diceva Simone Weil, diceva le radici primarie, no? Queste radici primarie che Simone Weil spesso cita e che noi intravediamo, cioè nel nostro statuto del quale le parlavo prima, parliamo di radici cristiane, cioè riconosciamo il ruolo del cristianesimo, del cattolicesimo nella nostra comunità. Ma anche i giovani, perché questo è il Veneto dei giovani che conosce la disoccupazione intellettuale, giovani che conoscono la disoccupazione intellettuale, che non hanno occupazioni compatibili, che comunque debbono essere aiutati in questo processo, non solo formativo, perché il Veneto è in grado di dare una formazione di alto livello, e saluto i rappresentanti del mondo universitario qui presenti, però è altrettanto vero che non trovano occupazioni compatibili, il che significa che l'incrocio della domanda e dell'offerta, quando c'è l'offerta sul mercato del lavoro, non è assolutamente compatibile con i profili di studio. Come uscirne? Mi perdoni per questa esposizione, anche se vuole un po' veloce, ma noi abbiamo la convinzione che la partita del federalismo sia la vera partita, sia, come diceva qualcuno, la madre di tutte le battaglie, ovviamente incruenta, ovviamente pacifica, solidale, che guardi con chiarezza alla sussidiarietà, alla solidarietà nazionale, ma che interpreti fino in fondo. Lei prima nel nostro incontro diceva, ma alla fin fine approvare lo Statuto significa fare una Carta Costituzionale in linea con la Costituzione, ma noi siamo qui assolutamente a rispettare le leggi, però siamo anche convinti che il movimento federalista sia un movimento centripeto. La mancanza di un movimento federalista in Italia crea sicuramente delle azioni centrifughe, ma questa non è una minaccia, è una visione solidale e coerente con le necessità del popolo. Allora guardi, noi siamo qui a interpretare la Costituzione repubblicana del 48, sicuramente i pensieri dei Einaudi che già intravedeva questa visione federalista della Repubblica, che poi non è mai stata praticata e messa in atto perché la gestione centralista è stata devastante per questo Paese. Siamo assolutamente convinti del fatto che ci debba essere un processo di accompagnamento. Ci rendiamo conto che se la Calabria ha un buco della sanità di 2 miliardi di euro, questo buco comunque bisognerà aiutarli a sanarlo e avviarli verso una nuova avventura. Però dovremmo spiegare a loro che 7 ospedali con 200 posti letto non sono degni di questo nome e non significa efficienza. Guardi, il Presidente Napolitano, e lo cito spesso, ha detto, a mio avviso, forse ha sublimato questo concetto, dice il federalismo, la scelta federalista, non è più una scelta ma è una necessità ed è una vera assunzione di responsabilità. Il federalismo dovrà avere come primo effetto reale l'azione sulle classi dirigenti non degne di questo nome,
perché riempire, signori, una città di spazzatura, dover attendere l'esercito per ripulirla, non significa essere all'altezza di amministrare un territorio. Allora noi non vogliamo affamare i nostri connazionali, però vogliamo che questo processo si possa avviare da subito, in maniera graduale e in maniera sicuramente compatibile, ma che si possa avviare da subito. Guardi, io vorrei chiudere, oltre che con il ringraziarla nuovamente, con una piccola riflessione, ma piccolissima, sulla questione morale. E glielo dice un amministratore, penso di interpretare il pensiero dei miei colleghi di giunta e di tutti gli amministratori che sono qui. Noi dobbiamo rifondare il rapporto tra cittadino e istituzioni. Noi amiamo spesso dire, ma ci vuole più, scusate, ci vuole più educazione civica nelle scuole, magari ai ragazzi bisognerebbe spiegare meglio il ruolo del Consiglio Comunale, della Giunta. Una volta si facevano queste cose a scuola, giusto, Assessore Donazzan? Beh, si facevano. Però penso che questo rappresenti la base del nostro lavoro. Noi dobbiamo fare in modo che i cittadini si fidino dei loro amministratori e dobbiamo far sì anche che gli amministratori siano in grado di essere credibili di fronte ai cittadini. Quindi la questione morale deve essere il punto di partenza, non il punto di arrivo regolamentato da leggi o da norme fatte ad hoc. Sa, Eminenza, io in questi giorni ho proposto in più occasioni la possibilità di dotare, in maniera magari anche volontaria, gli amministratori di un nuovo istituto, che è quello di pensare che l'amministratore deve assolutamente rendere trasparente tutte le sue azioni. Lo facevano nella Repubblica Veneta, i dogi venivano eletti, dimostravano tutti i loro averi, alla fine li pesavano e se pesavano troppo rispetto a quello che dovevano pesare, li multavano. Io penso che noi amministratori dovremmo essere messi nelle condizioni, e questo è un diritto che io rivendico, di poter istruire un fascicolo personale, che so, presso le prefetture, presso la Guardia di Finanza, si decida dove ognuno in maniera segretata possa presentare le proprie notizie personali, anche quelle meno evidenti, che comunque diano una dimensione alle autorità che hanno il diritto e l'obbligo di controllare gli amministratori sulla laicità delle attività e su tutto quello che un amministratore fa. La ringrazio veramente di cuore. E io le ho portato un omaggio, ma non abbiamo braccia così lunghe, poi glielo farò avere. Le ho portato una copia della Bibbia di Gerusalemme. È un omaggio che a lei sicuramente non servirà perché ne avrà copie, molte copie, però ha un grande valore simbolico, non solo per il valore intrinseco che ha la Bibbia, ma per quello che stiamo facendo con l'assessore Donazzan, con tutta la Giunta, che è quello di voler rispondere all'appello del Ministro Gelmini, di consegnare le Bibbie nelle scuole. Le annuncio ufficialmente che ho trovato un imprenditore disponibile a stamparle tutte. Grazie. E siamo al momento centrale della visita pastorale di Angelo Scola Nessuno alla di voi si Regione. aspetterà che io riesca in breve tempo a trattenere anche solo le linee fondamentali di quanto gli interventi che mi hanno preceduto hanno voluto esprimere. Non ne sarei capace, oltre al fatto di non averne il tempo. Anch'io mi limiterò a qualche breve suggestione. La prima parola che voglio dire è la parola grazie, perché quando abbiamo cominciato con Monsignor Pizziol e con tutti gli altri responsabili la visita pastorale, ci siamo posti una domanda. Nella tradizione veneta, in occasione della visita pastorale, era assolutamente ovvio e scontato che il patriarca visitasse tutte le istituzioni civili, tutte le scuole, cioè era qualche cosa che faceva parte
diciamo, della nostra grande tradizione. Sapete che la visita pastorale rimonta al Concilio di Trento ed è stata resa ancora nel Concilio Vaticano II e nel Codice di diritto canonico un obbligo per tutti i vescovi. Ma questa tradizione, diciamo, risentiva di una pratica cristiana ancora larghissimamente diffusa. E allora, discutendo con i collaboratori, prendemmo questa decisione un po' diversa rispetto a quella che altri vescovi anche della nostra regione hanno preso, di andare solo là dove ci invitavano, quindi di non fare niente per forzare questa situazione. Una scuola ci invita il patriarca, ci andiamo, un'istituzione invita, il patriarca va. Ci dichiariamo non da solo, perché andiamo sempre sinodalmente, così si dice nel nostro linguaggio, vuol dire insieme. Diciamo a tutti questa disponibilità, se ci invitano andiamo, se non ci invitano va bene lo stesso, avremo altri modi. E allora ringrazio tantissimo il Presidente Zaia, il Presidente Ruffato, tutti i responsabili di tutti i gruppi parlamentari che mi hanno rivolto questo invito, che potevano tranquillamente non farlo e nessuno, tantomeno noi, avremmo avuto alcunché da ridire. E tuttavia sembra a me questo, non evidentemente per la mia persona, al di là quindi totalmente della mia persona, ma per ciò che io e i miei confratelli qui riuniti rappresentiamo, sembra a me questa una scelta intelligente, e una scelta intelligente nell'Italia plurale di oggi. Perché l'Italia plurale di oggi, come è emerso in tutti gli interventi che mi hanno preceduto, e voglio ringraziare nominalmente tutti, cioè il Presidente Ruffato e poi Tesserin, la signora Puppato, il bellissimo intervento del signor Angelo, il Presidente Zaia, e il fatto che tutti abbiano parlato a nome di tutti i gruppi parlamentari qui rappresentati. Dicevo, in una società plurale, come voi avete ricordato, è assolutamente necessario il metodo del confronto. Cioè, senza il confronto reciproco, teso ad un riconoscimento comune, una società plurale non può che sprofondare nei suoi conflitti, perché per sua natura una società plurale è tendenzialmente molto conflittuale. E se si prescinde dalla logica e dal metodo del confronto, i conflitti finiscono per logorare il tessuto sociale. E l'aspetto più delicato di questo logoramento è il distacco dal popolo rispetto alle sue classi dirigenti. Distacco che è sempre stato foriero lungo la storia di tutti i paesi, soprattutto i paesi europei, di guai anche non piccoli. E devo dire, benché non sia un pessimista, che questa situazione di distacco è abbastanza palpabile nella nostra società italiana di oggi, per cui dobbiamo realmente darci da fare per superarla. Allora, all'interno di questa logica di confronto si capisce bene perché la visita pastorale possa condurre il patriarca anche in questa sede oggettivamente e obiettivamente civile, completamente distinta, radicalmente distinta dalla missione del patriarca. Il perché è legato al senso della visita pastorale, che sta proprio nella parola semplice, come stiamo facendo oggi, una visita tra persone che indipendentemente dalle loro convinzioni si incontrano in una società plurale, si danno la mano e esprimono il desiderio di conoscersi e di approfondire insieme la strada per il bene comune. Questo avviene con la comunità dei battezzati tutti i venerdì, i sabati e le domeniche, quando io mi reco nelle varie parrocchie, e questo può avvenire rispettando le dovute distinzioni anche all'interno di una istituzione civile
come questa. Perché? Perché la religione cristiana, in continuità da questo punto di vista con la fede dei nostri fratelli maggiori ebrei, è la religione di un Dio incarnato. Talvolta si fa molto equivoco su che cosa sia la vita eterna. Si pensa che la vita eterna di cui il Santo Evangelo parla sia qualche cosa che riguarda solo il dopo la morte. Invece la vita eterna incomincia nell'insegnamento di Gesù e della Santa Chiesa qua giù, e incomincia proprio nella pratica dello stile di vita che Gesù ha inaugurato. Seguendo Gesù già si anticipa in qualche modo la vita eterna e la morte non diventa più quell'elemento di terrore, quell'elemento di frattura e di iato che può gettare nell'angoscia da una parte o nella noia dall'altra, ma diventa, proprio perché Gesù ha superato questo fossato, un passare dalle mani amabili dei familiari e degli amici alle mani tenere di un Dio che ci attende. Quindi la religione cristiana per sua natura si occupa del quotidiano degli uomini, per sua natura, come ha fatto Gesù, che stava con loro, soffriva con loro, dava loro il pane quando ne avevano bisogno, li guariva dalle loro malattie e soprattutto dava loro il senso di un cammino e di una direzione di vita. Quindi il motivo per cui il patriarca è qui è questo, cioè è parte sostanziale della visita pastorale far presente questo stile di vita, tanto più che nel nostro paese e nel nostro Veneto questo stile di vita ha impregnato per secoli la totalità della popolazione e ancora oggi resta un punto di riferimento nella pratica cristiana di almeno 1 su 3 dei nostri cittadini, perché le indagini fatte hanno mostrato che almeno 1 su 3 dei nostri cittadini vanno a messa una volta al mese, mi spiego, ma è punto di riferimento valoriale per molti che non praticano più e in un certo senso è almeno punto di confronto dialettico con coloro che hanno creduto di dover lasciare questa fede o che sono per storia e per scelta impegnati con altre fedi o che pensano di non dover credere o di non riuscire a credere o di non poter credere. Quindi questa è la prima cosa che ci tenevo a dire, nutrendo così il sentimento di gratitudine che ho nel cuore e ringraziando voi tutti ad uno, indipendentemente dal fatto che possiate o non possiate convenire sulle mie opinioni o sul mio modo di esprimermi, perché ciò che viene prima tra gli uomini è la vita, è il senso dell'altro, come è stato detto da taluni di voi. Ho fissato abbastanza analiticamente, come sono solito fare negli appunti, le molte cose dette e mi riprometto di tornarvi sopra di persona dopo e anzi lancio a tutti un invito, siccome siamo nella società dei new media. Io amo di più il cinema dei new media, ma comunque questa è un'altra questione, cioè come ho avuto modo di dire al Festival del Cinema, dopo chissà perché hanno detto che io volevo abolire la censura, non ho mai parlato di censura, ma vabbè, questo è il problema del grande potere dei giornalisti, di cui tutti noi facciamo esperienza quotidiana, tutti noi, soprattutto questo uso nuovo di mettere tra virgolette il loro riassunto del tuo pensiero, no? E quindi cambiando anche le parole, quindi sembra che l'hai detto tu, anche se non ho mai detto. Stessa cosa mi è successo con la questione della moralità, ma magari avremo modo di parlarne. Comunque dicevo, una funzione importante hanno i new media, per cui invito tutti voi, membri di questo Consiglio, della Giunta, di tutti, se volete continuare questo dialogo, di usare questi media. E noi, non da solo, ma anche con i miei collaboratori, cercheremo di interloquire, di rispondere, di intrattenere un rapporto che vada un pochino più a fondo rispetto a questa ora e mezza di incontro che è già stata un grande dono. Allora, è evidente che il compito del patriarca non è quello di entrare in questioni
politiche in senso tecnico, non tocca a lui, sarebbe profondamente sbagliato da parte sua e ingenererebbe confusione, anche se questo non è sempre facile, perché la vita viene prima dei ragionamenti e la vita ha a che fare con la persona e la persona è una, e quindi è molto facile che anche il patriarca mischi le questioni di principio con le sue personali opinioni. Bisogna che tutti siano in grado di distinguere l'una cosa dall'altra e ovviamente il patriarca e i suoi collaboratori per primo, come spesso fanno i miei collaboratori che mi fanno notare certe mie intemperanze, di cui chiedo scusa. Così io rinnovo la mia stima per tutti coloro che siedono in questa sede importantissima, a qualunque gruppo consigliare appartengano. Io ho utilizzato più volte che preferisco la parola equivicinanza alla parola equidistanza e voglio ridire a tutti che come Chiesa siamo interessati sempre a conoscere la posizione di tutti e l'orientamento di tutti e a confrontarci con tutti. Allora, quale messaggio il patriarca può lasciare in un incontro così bello senza fare invasione di campo? Usiamo il linguaggio del calcio, può dare un assist, può dare come i grandi giocatori sanno fare. Ho visto stamattina sui giornali che il Milan ieri sera ha vinto, il che è una buona cosa. Diceva un giornale che ha vinto grazie ai bellissimi assist di Ronaldinho, che Ronaldinho si sarebbe riciclato e sarebbe finalmente rassegnato a giocare per gli altri e non per sé. Va bene, allora io tenterò di farvi un assist. No, sono ben lontano da Ronaldinho anche nel mio campo, però un assist lo posso fare. E lo riprendo dai temi che tutti voi avete trattato. Cioè, che cosa ha bisogno l'Italia oggi? Di che cosa ha bisogno il Veneto oggi? Di che cosa ha bisogno il mondo oggi? Pensate alla tragedia della reazione a questa idea folle di questo ignoto pastore americano di bruciare il Corano. Pensate ai morti che ne sono venuti. È una cosa. Noi abbiamo bisogno di amicizia civica. Questo è l'asset. Già Aristotele aveva visto questo, la chiamava filia. Una grande forma di amicizia civica, che non vuol dire, badate bene, rinuncia alla dialettica delle opinioni. Non ci sarebbe democrazia senza questo. Non vuol dire rinuncia a posizioni diverse e a lotta regolata e democratica perché la propria posizione, nella misura in cui è ritenuta valida, prevalga. Non vuol dire niente di tutto questo. Non vuol dire un generico embrassons nous, un generico vogliamoci bene, dietro il quale poi si nascondono più o meno marcate lotte di potere e dinamismi di affermazione di illegittimi interessi di parte. Non significa questo l'amicizia civica. Significa semplicemente ricordare che, come il Presidente Zaia ha detto alla fine, che il senso profondo della democrazia è l'interpretazione della volontà del sovrano, che in democrazia è il popolo. E quindi bisogna che assolutamente voi che avete una grande responsabilità sappiate tutte le volte ricordarvi che nel momento in cui ricoprite un ruolo istituzionale, l'appartenenza partitica feconda e legittima deve essere subordinata a questo ruolo istituzionale. E il valore della collegialità, del Consiglio, della Giunta, sta proprio nel fatto di favorire questa preeminenza dell'istituzione rispetto alla parte, come ovviamente cercando di armonizzare, perché la parte tenta sempre un progetto sul tutto, cercando di armonizzare in profondità il progetto di parte con il bene di tutti. E questo è il compito della politica, che io definisco
dover sfociare sempre in ciò che chiamo il compromesso nobile. Aggiungo questa parola nobile perché la parola compromesso si è logorata, ma nel suo significato etimologico significa promettere insieme a chi? Al popolo sovrano. Quindi questo è il punto che sommessamente, mi permetto di dire, dovrà essere il criterio regolativo dello statuto su cui state, vedo dalla stampa, dibattendo, e spero lo facciate appunto secondo la logica di questa amicizia civica, e lo facciate nella tensione a realizzare realmente questa filia, questa capacità di aiutare, come vi tocca, la nostra ricchissima società civile a camminare in questo tempo di forte transizione. E allora, in questo tempo di forte transizione, noi ci scontriamo per la prima volta di fronte a problemi inediti. Tutti voi li avete toccati. Il Presidente Zaia ha parlato della questione dell'immigrazione, ma tutti gli altri, in maniera diversa, hanno toccato i punti che più ci stanno a cuore, a tutti quanti: il problema delle libertà realizzate, il problema della garanzia dei diritti fondamentali, a tutti sempre e comunque, il problema comunque di garantire, per realizzare effettivamente le libertà, un'ampia gamma di diritti, anche non fondamentali, purché siano diritti, e i diritti si verificano nella loro corrispondenza ai doveri, alle leggi. Sempre bisogna usare questi tre vocaboli insieme: diritti, doveri e leggi. Senza questi tre vocaboli non si costruisce democrazia buona. Quindi il problema della famiglia, che è molto delicato e molto importante, il problema del lavoro in questa fase di crisi, per quel poco che posso sapere da cittadino comune, per quello che leggo, si dice che da questa crisi economica usciremo, anche se i tempi di previsione non sono tanto rosei. C'è chi parla del 2014, c'è chi per ritornare alla situazione della primavera del 2008, c'è chi parla di date ancora più lontane, ma soprattutto usciremo con la necessità di cambiare uno stile di vita, e questo è inevitabile. E allora il problema del lavoro, il dramma che è stato qui richiamato, soprattutto per i giovani, dove bisogna veramente fare uno sforzo educativo molto più accurato nel campo della scuola, nel campo dell'università, nel campo della formazione professionale, e anche fare uno sforzo di analisi della mutazione del senso del lavoro nella nostra epoca. Qui le nostre università sono ben attrezzate, secondo me, per fare questo, e tutte le autorità, anche le altre autorità civili, i cosiddetti poteri neutri, i poteri che devono fare da arbitri nella nostra vita sociale, possono contribuire con suggerimenti preziosi. Quindi scoprire i grandi mutamenti che sono in atto nel mondo del lavoro, senza mai sacrificare il primato dell'uomo nel mondo del lavoro, sul capitale, sull'ecoprofitto, il primato del soggetto del lavoro. E qui si situa anche la questione degli immigrati. Realmente si tratta di saper coniugare intelligentemente una accoglienza larga con il rispetto oggettivo della legalità. Non possiamo da una parte voler essere una delle più grandi potenze di civiltà e di economia al mondo e non essere tra i più larghi di tutti, perché allora saremmo già come società dentro una dimensione egoistica. E il pungolo che la Chiesa esercita, anche se qualche volta qualche uomo di Chiesa, vescovo o non, può esprimere opinioni personali, anche questo è un'abitudine che
i giornalisti dovrebbero correggere, se un vescovo dice un'opinione non è la Chiesa. Adesso non cito i giornali, se no dopo mi tiro addosso, no, dico non cito, ma cioè, se un giornalista che scrive su un giornale a ispirazione cattolica dice un'idea, non è la Chiesa. Quindi, però voglio dire, qualche volta qualcuno può smarginare nel manifestare una propria opinione, però la Chiesa, guardate che ha una sensibilità che viene da 1000 anni, perché la Chiesa si è costruita sulla carità, sulla solidarietà. Quindi vi chiedo umilmente di essere sempre attenti quando questi rilievi vengono fatti. Quindi larghezza, accoglienza che si deve ad una società come la nostra. Tra l'altro noi cosa faremmo in Europa se non sappiamo noi interpretare i popoli del MENA, cioè del Medio Oriente, del Nord Africa, che ormai si sono alleati e che nel 2025 saranno 600 milioni di persone. Che ruolo vogliamo avere in Europa noi se non il ruolo di leadership di questo mondo? Forse potremmo trovare lì la nostra collocazione piuttosto che inseguire costantemente la potenza tedesca piuttosto che quella francese. Forse potremmo trovare una nostra fisionomia. Quindi larghezza nella legalità. Questo sì. E da questo punto di vista tocca a voi trovare gli strumenti più adeguati. Tocca a voi. Attraverso un confronto serrato che non venga meno in nessun modo al rispetto a quella dignità della persona di cui avete parlato. Concludo con un'osservazione di carattere generale. Ho voluto accennare al tema della famiglia, dell'educazione, del lavoro, dell'immigrazione. Bisognerebbe aggiungere il grande problema della sanità, su cui voi portate una gravissima responsabilità, il problema delle libertà realizzate, perché le libertà non si possono solo definire teoricamente, bisogna attuarle, il compito vostro è attuarle, mettere tutti in condizione di poterle attuare, queste libertà. Ma permettetemi una conclusione rapida di carattere generale. Io credo che dopo la caduta dei muri realmente sia nata ciò che con una parola ancora imprecisa possiamo chiamare la postmodernità. Cioè realmente siamo entrati in una epoca nuova. Non sono tanto finite le ideologie, sono piuttosto finite le utopie. Comunque siamo entrati in un'epoca in cui i cambiamenti sono assolutamente inediti. Cioè ciò che l'uomo riesce a fare sulla nascita, sulla sua genesi con la bioetica e ciò che riesce a fare intorno alla sua morte, ciò che riesce a fare nelle scoperte cosmologiche, nelle neuroscienze, eccetera, stanno la civiltà delle reti, il meticciato di culture, il rapporto globalizzazione-localizzazione sta realmente cambiando radicalmente le condizioni di vita rispetto a 30-40 anni fa. Sembra a me che siamo entrati in una fase in cui, per così dire, l'antropologia assume un carattere pascaliano. Cioè Pascal, come voi sapete, insisteva molto sull'elemento di scommessa, diceva che la fede è ultimamente una scommessa. Allora io vorrei quasi dire che la risposta alla grande domanda che tutti ci portiamo dentro, chi è l'uomo, è diventata oggi una scommessa, ha assunto il peso di una scommessa. Chi vuole essere l'uomo del terzo millennio? Chi vuole essere? Deve scegliere. Vuole essere, come dice un filosofo della scienza tedesco, solo il suo proprio esperimento? Vuole essere soltanto qualcuno che di volta in volta prende atto di ciò che le scienze empiriche ci vanno dicendo, così che la politica altro non sia se non il tentativo di costruire regole che sempre cambiano e sempre debbono cambiare per assecondare queste scoperte? Oppure
io penso e ne sono convinto, vuol essere un io in relazione. Io scrivo sempre queste 3 parole con i trattini, io trattino in relazione, perché è la definizione compiuta dell'io. Un io in relazione può benissimo tener conto di tutte le scoperte scientifiche autentiche, esse non sono in nessun modo in alternativa. Può tener conto della pluralità di visioni presenti in una società, esse non sono in alternativa. Però un io in relazione è un io che parte dal riconoscimento della indisponibilità della dignità della persona umana e della necessità che questa persona possa imparare cos'è il bene e cos'è il male, a cominciare dalle relazioni costitutive, quelle parentali, qualcuno ha parlato giustamente della catena delle relazioni, e coltivando delle relazioni buone può imparare che cos'è il bene e quindi compiere pratiche virtuose. Ebbene, io credo che la politica, che il vostro compito, che è anche compito legislativo, debba realmente implicare che ciascuno di voi si misuri con questa grande scommessa antropologica nella sua vita personale e nella sua vita di relazione. Io credo che il Veneto sia un grandissimo patrimonio non solo per l'Italia e per il mondo, e che il metodo federalista, se ben concepito, può valorizzare l'unità del nostro popolo italiano, renderla concreta e percorribile e rendere più presente la voce sostanziale della nostra grande tradizione che ha sposato Alessandria, Gerusalemme, Atene, attraverso Roma, attraverso il cristianesimo, nel consesso di tutti i popoli. Allora il mio augurio è che voi possiate, nella vostra forma altissima di filia, di amore civico, operare questa scelta di porre l'io in relazione, cioè la nostra comunità, in cima a tutte le vostre azioni e decisioni. Grazie. E ci troviamo in quest'aula consigliare che adesso è vuota, naturalmente siamo arrivati appunto alla conclusione di questa sosta della visita pastorale del Patriarca di Venezia Angelo Scola a Palazzo Ferrofini, la sede del Consiglio regionale del Veneto. Abbiamo sentito il suo discorso, prima abbiamo sentito anche il discorso del Presidente della Giunta regionale del Veneto, Luca Zaia, che ha naturalmente affrontato tanti temi, come quello dell'immigrazione e dei grandi cambiamenti che si stanno verificando nella nostra regione, il tema del federalismo che deve essere sempre ispirato alla sussidiarietà. Abbiamo visto anche come appunto il governatore Zaia abbia regalato una Bibbia di Gerusalemme al Patriarca Scola, dicendo che un imprenditore finanzierà la distribuzione di Bibbie in tutte le classi del Veneto, e questo è stato accolto molto positivamente dalla Patriarca. Si è detto molto soddisfatto di questo, perché avere una Bibbia in classe, leggerla, studiarla non significa, non rappresenta un ostacolo al dialogo interreligioso, ma anzi può davvero aiutarlo. Vorrei solo sottolineare in chiusura appunto un passaggio del discorso del Cardinale Scola, che si è augurato come la democrazia cerchi di rispondere al suo scopo principale, che è appunto quello di saper interpretare la volontà profonda del sovrano, e il sovrano in democrazia è il popolo, ricercando dunque quell'amicizia, quella filia, quell'amicizia civica, l'ha chiamata appunto il Patriarca, che davvero può essere indispensabile, per esempio anche nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, per la stesura dello Statuto del Veneto. Insomma, un buon auspicio, un buon augurio e un grande momento per la storia di questa regione. Si conclude qui perciò questa giornata e la nostra puntata. Grazie a tutti coloro che hanno reso possibile appunto il racconto di questo evento, e grazie naturalmente anche a tutti voi per averci seguito.